sia diventato oggi difficile da trovare in una giornata come la nostra, in cui due piazze in Italia manifestano plasticamente il trionfo non solo di un'affermazione di valori che è legittima, ma anche di una indisponibilità ad ascoltarsi. Oggi è la giornata in cui l'Italia si è di più allontanata dalla cultura e dalla tradizione democratica di dialogo delle culture italiane per esprimere la difficoltà e il trionfo dei non possono. E invece io credo che non ci sia futuro per un paese se non attraverso la capacità di potersi ascoltare, di poter tollerare che altri pensino cose diverse dalle nostre, e che i valori sono il terreno della inconciliabilità, ma le leggi e le regole sono invece il terreno in cui è indispensabile che diventino conciliabili. Si gioca oggi una partita strana in una fase di anomalia dell'agenda su questo terreno che a me crea grande tormento anche personale. Io non ricordo di aver mai vissuto nella mia esperienza, qui credo di essere in larga compagnia, una così grande difficoltà ad affermare un principio così elementare, che io sono un sostenitore della famiglia, perché penso che la famiglia, non solo per la nostra Costituzione, ma nel sentimento prevalente degli italiani, è quella unione di un uomo e una donna che vogliono fare un figlio o una figlia e che hanno un proposito di essere cemento della società moderna, un architrave della società. Come negare questa convinzione, come renderla alternativa all'idea che devo però riconoscere che se anche uno solo dei miei concittadini ritiene che sia diversa la sua profilo di organizzazione della vita, io a questo debba negare un qualche diritto di cittadinanza. A me sembra elementare, mi sembra che la storia, il divenire della storia italiana, della democrazia italiana, sia stata una progressiva conquista di riconoscimento reciproco, perché la democrazia repubblicana è fondata sull'idea che si debbano riconoscere dei diritti, che i diritti precedono. È stata la grande intuizione di Aldo Moro già dalla Costituente e di tutti i costituenti, come dice Pietro Soddu, la bandiera più aperta della modernità del nostro sistema politico va ritrovata ed è custodita nella parte prima della Costituzione. Ma quando si dice riconoscere i diritti, la Repubblica riconosce i diritti, immagina che ci siano dei diritti che precedono la stessa organizzazione dello Stato, e quindi come si può pensare che questo riconoscimento sia alternativo all'affermazione che noi dobbiamo sostenere la famiglia secondo il sentimento maggiore, ma anche lasciare diritto di cittadinanza nel nostro paese a quelli che hanno un'idea diversa in un tempo nel quale la nostra società è così largamente cambiata, non solo perché sono cambiati gli stili di vita, ma perché il progressivo ciclo di immigrazioni non arrestabili, non esisterà nessuna legge, nessun governo che potrà impedire che l'Europa diventi sempre di più una società multietnica nella quale arrivano non solo gli sfigati di tutto il mondo che vengono qui perché si sta meglio, ma anche perché l'intelligenza e i talenti si spostano e noi abbiamo interesse a che arrivino molti talenti e molte intelligenze dal mondo, e quindi avremo bisogno di esercitare tolleranza quotidiana nelle sensibilità delle culture e delle fedi religiose. Fa parte della modernità ed è impensabile che rispetto a questa conquista della modernità possa esserci in Italia chi oggi alimenta un clima da conflitto assolutamente anacronistico. Lo dico pensando al modello di vita, alla scelta di vita, alla testimonianza di Nino Carlos e di quanti come Nino Carlos hanno coltivato e coltivano una fede religiosa sapendo separare la dimensione della propria religiosità e anche della religiosità riconosciuta agli altri e dei valori dalla laicità dello Stato, che è un luogo nel quale dobbiamo esercitare attraverso le leggi la più alta possibilità di sintesi e mediazione. Il secondo punto mi premeva richiamare così, sempre molto disordinatamente, penso agli scritti sulla Sardegna. Sarebbe lunghissimo per chiunque di noi cercare di trovare la sintesi delle opinioni espresse in questi scritti da Nino Carlos, ma anche di quello che si è in qualche modo intrecciato delle esperienze politiche dei gruppi dirigenti che nella
fase più matura dell'autonomia regionale sarda hanno saputo costruire percorsi, indicare mete, ricercare soluzioni ai problemi della nostra regione. Mi pare però fondamentale richiamare alcuni concetti. Uno era quello dell'interesse di Nino Caros, della sua passione per l'urbanistica, una passione che anche io ho coltivato nella mia vita politica e che è l'altro nome di un'attenzione al territorio. E quando Pietrino Sordo stamattina rappresentava il pericolo di una Sardegna che vive solo sulle coste, in fondo affrontava una delle questioni centrali della politica sarda, ieri e anche oggi, irrisolta ieri, forse risolta anche oggi, ma sulla quale noi non possiamo essere indifferenti o anche equidistanti, come qualche volta accade. L'idea di fare una legge, l'hanno fatta insieme Caros e Sordo, che introduceva la distanza di 150 metri per l'edificazione nelle coste in un tempo molto lontano, ma Sordo e Caros proponevano 500 metri allora. Basterà solo questo per pensare che l'esigenza di tutelare l'ambiente, ma al tempo stesso di evitare questo trasferimento massiccio di modelli non solo costruttivi, ma anche, direi, questa mutazione antropologica che si è rischiata e ancora si rischia nella nostra regione, sono l'altra faccia di un'idea in cui invece la Sardegna, per giocare se stessa, per scommettere sul proprio futuro, deve avere un equilibrio territoriale. Noi non possiamo pensare a questa regione nella quale la gente va via dall'interno. E quindi l'attenzione ai piccoli comuni, che è l'altra faccia di questa stessa politica. Evitare che ci sia questa barriera infinita, come per qualche tempo è stato possibile. Non si è fatto, ma è stato possibile avere una barriera di quella serpentone che accompagna con un mare di cemento la nostra costa e dall'altra lo svuotamento totale dei nostri comuni. Naturalmente questa esigenza di configurazione non può vivere se non c'è la capacità di inventare una politica che renda interessante, che renda attraente l'interno, i piccoli comuni, ma allora occorrerà ripensare la programmazione regionale non come una somma di interventi occasionali, ma come il frutto di una visione generale. Qui si pone l'insuccesso di molte esperienze dell'autonomia che sono richiamate negli scritti di Caros, ma che probabilmente ognuno di noi, quelli che siamo qui, abbiamo più di una volta avuto l'occasione di esprimere in qualche forma di autocensura prima e poi anche di censura di chi in altre esperienze rappresenta il governo e la politica. E tuttavia credo che il cuore di questo problema non sia tanto e non solo nella capacità di disegnare i modelli, ma di trovare gli strumenti attraverso i quali questi modelli possono essere oggetto di un dibattito, di un confronto, ma anche la meta possibile. Caros ha scritto molto e ha detto molto sul meccanismo democratico, sul funzionamento delle istituzioni, non solo per questa capacità, in questo senso forse dantesignano, di immaginare un'idea di federalismo in cui l'Europa è il punto di riferimento ineludibile e al quale dobbiamo ancorare l'attività, l'organizzazione degli strumenti della nostra democrazia, ma anche per aver colto in questo purtroppo non solo e non ultimo la inefficienza del sistema democratico nel quale noi ci troviamo, che è il vero tema sul quale si misura e si sfida oggi l'attualità della politica in cui tutti noi siamo